Buongiorno signori, benvenuti. Caro Conte Arturo, come si chiama questa città? Abbazia mia cara contessa Anna. Mi piace, non vedo l'ora di salpare in barca. Giorgio, figlio mio, anch'io. Aspetta giovanotto, siamo appena arrivati. Ciao marinai, come stai? Benissimo, sono buona. Finalmente fa un tempo. Sì, però guarda il mare e le nuvole. Oggi meglio non andare lontano. Guarda questi signori, oggi tutti vogliono andare alla Via Crucis Savolosca. Non sono giorni di calma nemmeno di mare. E con questo vento non si credo nessuno saprà ancora. Non si sa mai cosa porta questo tempo in questo vento. Già, è vero. Andiamo sorellina. Arrivederci signorina. Conte Arturo, come torniamo indietro? Il mare è ancora più ondoso. Cara contessa, prendiamo la carrozza. Assolutamente no, andiamo in barca. Va bene. Tra queste onde vorrei morire. Guardate le onde! Mamma mia! Oh mio Dio, le onde sono grandissime. C'è un vento fortissimo. Domani non ci sarà pesce fresco al mercato. Peccato, cosa cucino domani? Già, domani solo polenta. Poveri noi! Andiamo signori, avete forse paura? Paura? No, non abbiamo paura. Noi siamo coraggiosi. Sì, coraggiosi. Andiamo! Io non salto, è troppo pericoloso, provate da un altro. Hai ragione, è troppo pericoloso. Che fate voi andate? Cosa facciamo, sappiamo o no? Non è la prima volta che il mare è così. Dai papà, salpiamo. Soldi sono soldi e voglio una barca più grande. Ma dai sì, non è così terribile. La nostra piccola barca fantasia è un grande sogno da realizzare, salpiamo. Saltiamo. È pericoloso. È pericoloso! Non andate. Non andate! Non fate follie. Svitri? Guardate le onde. Cosa fate? Siete tutti matti. Gente, calmatevi. La decisione è loro. Guardate, arriva una tempesta forte come loro prepotenza. Io ho paura. Non posso neanche guardare. Il mare è tremendo. Non si lascia domare. Quale destino porterà a questi nobili signori? E poi ai nostri uomini, ai nostri marinai. Sad. Aiuto, uomo e mai, donna e mai. Aiuto, dono e mare, uomo e mare. Sad. Andiamo, su presto!
sonno e docce, in pace dormono i nostri padri. Buongiorno, io mi chiamo Isidora D'Amato, sono una bambina. Quando vado penso alle palme di Lorenzi, racconto la storia del re, rallentano le onde e le palme, ballo e tremano come la foglia al vento del mattino. Il vento non ha colpa, il mare non ha colpa, l'uomo ha scelto senza rispettare la sua forza. Sad. Era la statua della Madonna con accanto una panchina. Ciao bambini, ascoltate, come ti raccontavo, la statua è rimasta lì per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, durante una forte tempesta, la statua è finita in mare. Ok. Sì, Eva, cosa ha messo al suo posto? La statua della Madonna con il gobbiano. La vedremo più avanti. Bravi! Nella nostra città abbiamo fortuna perché ancora la natura e gli uomini vivono in sintonia. Dai, tu lo sai che chiamano la zia? La chiamano la perla del guarnero, ma per me appartiene una conchiglia con tante perle. Sad. Interessante, dai, sveglio questa ragazza. Dove si nascondono queste perle di avanzia? Per me è una perla questa villa, si chiama Villa Angiolina, situata in questo bellissimo parco pieno di piante provenienti da tutto il mondo, a 2 passi dal mare. Oggi Villa Angiolina è la sede del Museo del Turismo. Per me una delle perle è sicuramente la passeggiata a lungomare che va da Volosca alla Urana. Sì, il lungomare, dove il mare accompagna il cammino dell'uomo. Vi prego. Aimo? A me piace passeggiare nel bosco. Anche a me. Come si chiama il sentiero? Il sentiero, non lo so. Il sentiero si chiama Carmen Silva. A me piace il parco davanti alla piccola chiesa di San Giacomo. Nel parco c'è la fontana del sole e della luna. Aimo? Una perla e un bellissimo fiore, la camellia, uno dei simboli di abbazia. La camellia, grazie al signor Scarpa e a sua moglie Angiolina. Anche quest'anno abbiamo disegnato le camellie. Ogni anno ammiriamo la bellezza di questo fiore. La camellia è un'opera d'arte in ogni forma, naturale e artistica. Sì, la camellia è bellissima, ma sono anche i miei disegni. Ho già vinto 2 volte. Anch'io, brava noi, ho già un'idea per il nostro prossimo capolavoro. Ci siamo arrivati, eccolo sullo scoglio, la vedete. Lucas, dove vai? Ciao, io sono Lucas e tu chi sei? Io sono la tua cura, sono la natura. Credi di poter vivere lontano da me? Vedremo. Sono l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra. Sono la madre di questa città. Ecco il mio messaggio. Io ti curerò, ma tu rispettami. È la mia forza, non sfidare. Guarda il bosco. Da qui viene l'aria pura che mi cura. Adesso guarda la tua scelta. Guarda il mare. Da qui viene l'aria pura che mi cura. Adesso guarda la tua scelta. Cosa posso fare? Fermati, apri gli occhi e guarda. Bambini e signori,
Non dimenticate la mia forza, proteggete i miei doni. Io faccio parte di te. Ripetete bambini, noi ti vediamo. Noi ti vediamo. Con forza ti proteggiamo. Con forza ti proteggiamo. E da te? E da te? Non ci separiamo. Non ci separiamo. Io faccio parte di te. 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 Sad. Viva noi, canta che la vita è bella, bella come il sole che ogni giorno c'è. E tre, sad. Viva noi, canta che la vita è bella, bella come il sole che ogni giorno c'è. Viva noi, cantate che la vita è bella, bella come l'aria che sta intorno a te. Viva noi, cantate che la vita è bella, bella come il sole che sta intorno a te. E tre, sad. Viva noi, canta che la vita è bella, bella come il sole che ogni giorno c'è. Viva noi, canta che la vita è bella, bella come l'aria che sta intorno a te. Viva noi, canta che la vita è bella, bella come il mare che sta davanti a te. Viva noi! Sad. Viva noi! Canta che la vita è bella, bella come il mare che sta davanti a te. Viva noi! Canta che la vita è bella, bella come il sole che ogni giorno c'è. Viva noi! Canta che la vita è bella, bella come l'aria che sta intorno a te. Viva noi! Canta che la vita è bella, bella come il mare che sta davanti a te. E tre, sad. Viva